Concessioni balneari 2024, la vicenda è davvero intricata. L'unica certezza ad oggi è che nemmeno quest'anno andranno a gara. Ciò significa che ora la palla passa all'Unione Europea. Tra perplessità, critiche come quelle lanciate dal Quirinale al governo Meloni e paradigmi, con in testa la vicenda del Comune di Roma, che in antitesi con quanto disposto a livello nazionale e in disapplicazione delle vigenti norme ha avviato le procedure per la messa a gara delle suddette concessioni. Discorso a parte qui in Veneto, dove, grazie alla possibilità di utilizzare la legge 33, i comuni costieri hanno reagito in maniera differente. Quindi proponendo un piano di investimenti importante, pluriennale, legato alla durata della concessione, quasi tutti i comuni costieri hanno accolto queste domande, i percorsi di evidenza sono in fase di attuazione proprio in questo periodo, ma è evidente che i tempi saranno lunghi e quindi per la stagione 24 vi sarà di fatto un regime di proroga pressoché automatico. Attualmente molte le località del litorale veneto che basano la propria offerta turistica sulla formula del tutto incluso, vale a dire chi prenota un albergo fronte mare generalmente ha anche incluso il posto in spiaggia. Ci si domanda se sarà ancora così o se la formula potrebbe cambiare quando si andrà a regime con le nuove concessioni. Io non credo che questo cambierà, è evidente che il turismo è una forma di economia che si basa sulle esigenze delle persone che sono in continua evoluzione e quindi probabilmente anche le nostre spiagge auspicabilmente dovranno cambiare, dovranno innovarsi. Fondamentalmente per i turisti non cambia nulla. La stagione di svolta probabilmente sarà quella successiva, presumibilmente per la stagione 24 non vi saranno cambiamenti particolari. Le spiagge del Veneto anche per il 24 saranno organizzate e pronte ad accogliere i tanti turisti che continueranno sicuramente a premiarci esattamente come è stato sin qui.